molto, non noto molto. Chiedo lei. Allora, ci troviamo all'interno dell'osteria numero 1 a San Giorgio a Cremano. Qualcuno si domanderà perché venire in questa osteria? Perché i titolari hanno fatto una cosa che noi riteniamo straordinaria, che domani sarà ancora più bella. Cioè loro destinano, senza ovviamente controllo di sé e così via, però noi lo troviamo lo stesso stupendo, una quota parte dei loro coperti a chi in questo momento di difficoltà, di Covid e così via, viene qui in osteria e ha bisogno di mangiare lui, la sua famiglia e non chiedono nulla in cambio. Io ve lo voglio presentare, sono Salvatore Mario, Sì, Salvatore perfetto. Allora, cominciamo a spiegare un po' il senso di questa iniziativa. Allora, noi abbiamo pensato di renderci utili in questo momento particolare e niente, abbiamo destinato dei nostri posti, veramente sono illimitati, dico la verità. Dalle 11 a mezzogiorno chi vuole viene, mangia e non paga. Logicamente è dedicato alle persone che hanno difficoltà economiche. Non devono essere escluse, seguono, avranno un sorriso e sceglieranno come tutti i clienti i primi piatti, i secondi, i contorni del giorno, logicamente. Guardate come hanno diviso bene proprio per mettere in sicurezza il locale, come ben situato. Tu però prima hai detto una cosa che mi ha colpito molto e a me è piaciuta molto questa nostra iniziativa perché noi dobbiamo dare anche visibilità alla parte migliore, sta uscendo la parte peggiore in questo momento del nostro territorio, stanno uscendo delinquenti, approfittatori, speculatori, gente che parla male di tutto e poi scopriamo che sono gente che approfitta del reddito di cittadinanza pur non avendo bisogno, criminali, delinquenti, autoambulanze che approfittano della povera gente con non col 118 con le autoambulanze private. E poi c'è il medio. Noi daremo voce al medio del nostro territorio contro la mala gente che ci affossa e ci appesta ogni sacrosanto giorno. Tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto, hai detto a pancia piena comunque si riflette meglio ed è anche un modo in qualche modo per evitare le gesti estremi. Assolutamente, noi diceva mio nonno, a pancia piena si ragiona meglio. Quello che vogliamo combattere è anche un po' la disperazione che viene dalla conseguenza di difficoltà economiche. Quindi tranquilli, tutto passa, tutto si risolve, venite, mangiate e sorridete. Questo è il nostro messaggio. Allora, da domani però ci sta un problema, ovviamente. Noi siamo diventati in zona rossa, domani saremo zona rossa. Come vi siete organizzati? Sempre per aiutare le famiglie più in difficoltà? Allora, domani ci siamo organizzati in questo modo. Tutto verrà messo nelle vaschette monouso e chiunque può venire da noi e ritirare direttamente. Chi non ha la possibilità di fare ciò ci può contattare al numero di telefono che trova sulla pagina e glielo portiamo noi a casa. Quindi in poche parole voi non solo vi occupate di realizzare e sfamare le persone, glielo portate pure a casa. Posso dire una cosa, un esempio straordinario. Questa è un'osteria, non è un grande ristorante, non guadagnano sicuramente milioni di euro all'anno, però hanno quel cuore dei napoletani, intesi come abitanti di Napoli e di provincia, e tra l'altro qua siamo a San Giorgio a Cremano, che a noi piace tantissimo. Questa è la gente che noi promuoviamo. Ieri vi abbiamo fatto vedere le famiglie di Ercolano che pur essendo in difficoltà, povere, avendo perso vittima della camorra il fratello 11 anni per avere giustizia e per avere una targa intitolata a quel ragazzo, in pochi giorni per dedicare il murale a un criminale. Noi dobbiamo dare un'altra storia al nostro territorio. Basta con tutta questa mazzamma schifosa che viene rapina. Avete visto in queste ore sulla mia pagina? Qualcuno dice: perché lo metti? Genitori che insegnano al figlio come si fa il rapinatore. Per gioco, ovviamente. Gente che fa gli scherzi in alcuni rioni popolari facendo finta delle persone vecchiette un po' ignoranti che hanno il Covid e che devono essere portate via. Questa robaccia culturalmente a noi fa schifo. A noi piacciono queste persone, queste realtà, queste storie da raccontare. Questo è un altro mondo e dobbiamo cominciare a diventare di nuovo maggioranza, perché purtroppo la mala gente è tantissima. E tanta gente che criticherà, per esempio
Ho letto prima una persona che diceva è facile fare la solidarietà quando c'hai un posto sicuro. No, assolutamente il contrario, è più facile chiudersi in se stessi, è più facile trincerarsi e fare qualcosa per difendere solo se stessi, è molto più difficile avere il cuore aperto e aiutare chiunque. Certo, loro non possono fare il controllo di sé e quindi si devono fidare delle persone. Possiamo dire che io sono d'accordo, ci dobbiamo cominciare a fidare di più delle persone, ma delle persone per bene. Senti, dimmi una cosa, da quanto tempo avete aperto questa osteria? Sono 6 anni. Ah, ok, perfetto. Quindi questa osteria, voglio dire a tutti, l'osteria numero 1 a Via San Martino. Via San Martino, a San Giorgio del Cremano. 110-112 San Giorgio del Cremano. Sì. Ok, perfetto. Possiamo proporre a chi lo vorrà fare, perché voglio dire, ognuno di noi è libero di fare solidarietà, di non farla e così via, di riproporre questo modello. Si può fare l'asporto in questo momento, quindi si potrà continuare a fare l'asporto. Quindi chi lo vuole fare può fare come loro, di aiutare, di dare una quota parte della propria produzione a chi ne ha bisogno. Certo, ci dovrà essere qualche approfittatore, come è successo con il reddito di cittadinanza, ma questo è un momento, voi lo sapete, quando entriamo in grande crisi io sono per aiutare tutti a prescindere e dopo facciamo i conti. Però in questo momento dobbiamo cercare di aiutare quanta più gente possibile, perché io sono d'accordissimo su una cosa: a pancia piena si ragiona meglio e non si fanno sciocchezze, perché in questo momento è prioritario aiutare le persone veramente in difficoltà, anche se ci sarà qualche approfittatore, che è il peggio del peggio, approfittare della povertà della gente o delle difficoltà. Ma noi in questo momento riteniamo che dobbiamo aiutare tutti. Tu hai detto un'ultima cosa che ci tiene, tra l'altro Salvatore Salvatore, il consigliere comunale di San Giorgio del Cremano. Voi avete detto che non è soltanto una cura del corpo e della pancia piena, ma anche della mente e dell'anima. Perché? Perché noi in effetti non avendo genitori abbiamo un po' la cultura. In che senso avete genitori? Non avendo genitori, No, noi siamo cresciuti in una famiglia e il messaggio era dare calore, dare una famiglia, anche per 10 minuti, a delle persone che probabilmente in questo momento hanno un problema un po' più grande rispetto a qualcun altro. Non lo sapevo, nel senso, non l'avevo capito, perdonate. Chi ha avuto una vita più difficile molto spesso ha un cuore più grande e noi veramente vogliamo ringraziare. Certo. Volevo aggiungere una cosa molto carina, che si sta formando una piccola rete solidale dai nostri clienti che ci hanno chiamato. La signora della macelleria, tanto per dirne uno, mi ha chiamato e dice: guarda, se passi da qua ci sono delle salsicce, così li puoi servire al tavolo. Oggi ci hanno fatto il pranzo sospeso, cosa che fa parte della cultura napoletana. Un altro signore ieri ce l'ha fatto qualcuno in più di pranzo sospeso, quindi significa che anche la gente che abbiamo attorno si sta iniziando a muovere in un modo positivo e non negativo. Allora, noi lo vogliamo ripetere dall'osteria numero 1, dove sta tra l'altro Salvatore, non vedo del nostro Alessandro. Noi abbiamo messo in piedi, poi noi non abbiamo un problema a dire sempre, noi facciamo questo tipo di politiche di attività sociale. Io non li conoscevo, ho letto, mi sono state segnalate da alcuni cittadini di San Giorgio, che vuol dire che avete avuto un effetto, perché generalmente chi mi segnala dei casi, infatti quando ho chiamato a Salvatore all'inizio è rimasto stupito, poi si è scoperto che li conoscevate già. Significa che la gente ha colto in positivo queste cose. Ecco, il nostro modello adesso è di aiutare quanta più gente è possibile. Dopo ritorneremo alle normali battaglie e così, ma in questi giorni, in queste settimane di chiusura totale, in cui saranno maggiori difficoltà, noi cercheremo, partendo dall'osteria numero 1, ma faremo una rete come abbiamo già fatto nella fase 1, per cercare di aiutare tutti e di dimostrare il meglio del nostro territorio. Tra l'altro, noi al comune di San Giorgio siete già in piena attività, sono in questo momento stavamo facendo una riunione del Covid, ieri tra l'altro è stato chiaramente a fondo tutte le forme di intervento di prevenzione di questo dramma che stiamo vivendo in prima persona. Io volevo ringraziare veramente l'iniziativa di Osteria numero 1, che realmente dà un segnale di presenza ai cittadini, alle istituzioni, cioè nel senso che chi prende veramente in carico il bisogno delle persone, che è quello proprio del bisogno primario, quello dell'alimentazione, non può che onorare e onorarsi. Quindi orgoglioso di questa iniziativa e vi ringrazio ancora, e orgoglioso innanzitutto di essere un cittadino di San Giorgio dove voi lavorate, esprimete questa attività di cui io ho partecipato tante volte ed è un'attività anche molto molto bella di iniziativa commerciale.
Allora, Salvatore, vuoi dire tu qualcosa in chiusura? Sì, mi lasciate questo onore. Il plauso che faccio personalmente come loro concittadino è questa umanità che avete dimostrato con questa iniziativa, così grande da creare lo stupore anche nella mia persona e quella di Francesco quando ieri mi ha contattato per verificare se era vera questa cosa, perché in questi tempi questo tipo di iniziativa che esalta in modo particolare la vostra umanità vi fa onore. E diciamo come San Giorgese siamo veramente, come diceva Alessandro, orgogliosi di voi. Bravo. Allora, Osteria numero 1, San Giorgio a Cremano, il nostro progetto parte subito per sostenere tutti coloro che aiuteranno chi in questo momento è in difficoltà. Ho visto tantissimi complimenti e sostegni a questa iniziativa, vi ringrazio. A quelli che come al solito hanno utilizzato parole scurrili, volgarità, insulti, tra l'altro tutti profili di gente noti anche alle forze dell'ordine, fate schifo, siete gentaglia, ma aiuteremo anche voi. Poi dopo ritornate nel posto dove è meglio che stiate, cioè le fogne o in alcuni casi le galere. Da San Giorgio ci aggiorniamo e Osteria numero 1, grandi iniziative e parte la nostra battaglia per la solidarietà in questo momento difficile.